troviamo a Cologna Veneta, in provincia di Verona, più precisamente in via Dante. Per introdurre l'edificio di cui oggi parlerò, partirò dalla letteratura italiana, niente meno che dalla Divina Commedia, il famoso poema scritto da Dante Alighieri che tutti abbiamo studiato a scuola. Ora ci ricordiamo tutti cosa succede nella Divina Commedia. Dante compie un viaggio nell'oltretomba visitando tutti i principali regni, che sono l'inferno, il purgatorio e il paradiso. L'inferno è composto da una serie di gironi in cui vi sono dei peccatori che sono costretti a subire una pena per tutta l'eternità esattamente uguale e contraria al peccato commesso in vita. Siamo nel 23° canto dell'inferno. Dante vede in questo canto gli ipocriti. Come li descrive gli ipocriti? Li descrive come una serie di figure che camminano in una processione lunghissima e lenta e sono vestite con mantelli pesanti e con cappucci che all'esterno sono rivestiti d'oro e all'interno invece sono fatti di piombo. Questo è il simbolo dell'ipocrisia, perché ipocrisia vuol dire mascherare la cattiveria sotto falsa bontà, e questo è simboleggiato proprio da cappucci che all'interno sono fatti di piombo e all'esterno sono rivestiti d'oro. Quando Dante vede gli ipocriti, pronuncia una famosa terzina di versi su cui molto si è discusso e che dice: «Egli avean cappe con cappucci bassi dinanzi agli occhi, fatte della taglia che in clugni per li monaci fassi». Ora, tutti gli studiosi di Dante sono d'accordo nel dire che Dante, per costruire l'immagine degli ipocriti, abbia avuto in mente un ordine di frati che vestivano proprio così, con dei cappucci. Ma molto si è discusso sulla città da cui verrebbe questo ordine di frati, perché esistono 3 versioni in sostanza. La prima, che è quella che ho appena letto e che si trova in tutti i libri di scuola, cita la città francese di Clugny, sede di un famoso ordine di monaci detti cluniacensi. La seconda versione, un po' meno seguita, dice Colonia in Germania, e la terza versione, proposta da alcuni studiosi, dice invece la città di Cologna Veneta. Secondo alcuni studiosi, infatti, Dante, nel costruire l'immagine degli ipocriti, si sarebbe riferito ad un ordine di frati che si chiamava Ordine degli Umiliati e che dimorava proprio qui a Cologna, in un edificio che si trova alla mia sinistra, ed è questo antico edificio risalente addirittura al Medioevo. La tesi della presunta citazione di Cologna Veneta nella Divina Commedia fa leva su una vicenda accaduta per davvero. Nel 1317, infatti, Dante Alighieri è ospite presso il signore Cangrande della Scala a Verona, e quelli sono gli anni in cui si ritiene abbia proprio composto la Divina Commedia. In quegli anni l'Ordine degli Umiliati è una realtà molto conosciuta nell'ambiente scaligero. E allora questi studiosi dicono: non è così improbabile che Dante sia potuto venire a conoscenza di quest'ordine e che soprattutto abbia potuto addirittura visitare questo monastero. Quello degli Umiliati è un ordine dalla storia particolare e travagliata, esistito tra la fine del 1200 e la fine del 1500. Tutto inizia quando, alla fine del 1100, l'imperatore Federico I di Svevia, detto il Barbarossa, mette sotto assedio la città di Milano e fa deportare in Germania una serie di signori benestanti milanesi. Questi, durante la prigionia, fanno una cosa che è comune fare a quel tempo: fanno una promessa. Dicono: se mai verremo liberati, promettiamo di seguire una vita povera, umile, dimessa e ispirata agli insegnamenti di Cristo e dei Vangeli. Questi signori vengono così liberati e una volta tornati in Italia, sotto l'impulso di un personaggio che si chiama Giovanni Oldrado da Meda, decidono di fondare una prima confraternita detta degli Umiliati. Questa confraternita si chiama così proprio perché i suoi membri intendono perseguire uno stile di vita dimesso, umile e ispirato ai veri insegnamenti di Cristo. La cosa interessante da vedere è che all'inizio questi non sono veri e propri monaci come li potremmo intendere oggi, cioè non sono soggetti che abbandonano il loro lavoro, le loro occupazioni, la loro vita civile per rinchiudersi tutti insieme in una vita di contemplazione e preghiera, ma sono delle persone che, diremmo oggi, nel tempo libero,
decidono di riunirsi in una confraternita e adottare questo stile di vita. L'idea di Giovanni Oldrado da Meda si diffonde rapidamente in tutto il nord-est d'Italia e sorgono varie comunità umiliate che ben presto cominciano a farsi dei nemici. Il primo e il più illustre nemico sicuramente è la Chiesa di Roma, che non vede bene questo movimento. Questo per una serie di motivi. Prima di tutto perché, ricordiamolo, gli umiliati nella loro prima versione sono dei laici che nel tempo libero fanno predicazioni di fede. La Chiesa non può accettare che dei laici qualunque, presi così dalla strada, facciano delle predicazioni di fede. In secondo luogo, questo è un periodo storico in cui la Chiesa di Roma subisce forti critiche. Viene infatti vista come un'istituzione non più dedita agli insegnamenti di Cristo, ma alle ricchezze materiali. Questo favorisce il sorgere di una serie di movimenti spontanei che proclamano, per così dire, un ritorno alle origini del cristianesimo. E gli umiliati rientrano proprio in questa categoria. Sin da subito gli umiliati quindi vengono colpiti da una serie di disposizioni papali che ne vogliono restringere l'attività. Il Papa Alessandro III, ad esempio, proibisce loro di tenere predicazioni di fede, pur riconoscendo l'esistenza della comunità. Vedendo che poi questo divieto non viene rispettato, Papa Lucio III, nel 1184, con la bolla Ad Abolendam, scomunica addirittura gli umiliati. E gli umiliati quindi si beccano la maggiore delle sanzioni sul piano del diritto canonico. Bisognerà poi aspettare alcuni anni perché un papa un po' più lungimirante, come Innocenzo III, decida di riabilitare quest'ordine. Innocenzo III revocherà la scomunica e suddividerà gli umiliati in ben 3 ordini, tra cui troviamo un primo livello, composto appunto dai laici, e un altro livello composto da veri e propri monaci, che si ritirano in una vita di preghiera e di contemplazione. Dopo il riconoscimento di Innocenzo III, l'esperienza degli umiliati si diffonde ancora di più e così nel nord-est d'Italia, attorno al 1200, troveremo ben 268 case umiliate funzionanti con 4.000 religiosi effettivi al loro interno. Nel solo territorio veronese, prima del 1344, è attestata la presenza di ben 10 case umiliate regolarmente funzionanti. In particolare troviamo un elenco, scritto prima del 1344, in cui vengono citate varie domus. La domus della Ghiara in Verona, la domus de Albaria, della Levata, di San Cristofori de Fumicello, de Roverchiara, de Ibato, che si troverebbe a Zevio, de Ronco, de Tomba Zosana e infine quella di Baldaria. Tuttavia, menzioni della casa umiliata di Colonia Veneta si trovano addirittura ben prima del 1344. In particolare, all'Archivio di Stato di Verona è conservata una pergamena scritta in latino che si chiama Nomina Locorum Fratrum Humiliatorum Universitatis. E in questa pergamena si cita proprio una Domus Humiliatorum de Baldaria Diocesis Veronensis. Perché tuttavia il monastero è chiamato monastero di Baldaria e non di Colonia Veneta? Perché, benché si trovasse, come scrive il Cardo, ad un tiro di schioppo dalla porta romana di Colonia Veneta, dell'antica cinta muraria, il territorio in cui si trova il monastero ricadeva sotto l'antica pieve di Baldaria. Ed infatti l'ordine degli umiliati di Colonia Veneta è addirittura citato negli antichi statuti di Baldaria del 19 ottobre 1221. In questi statuti cosa c'è scritto? In pratica si stabiliscono determinate regole, le pene per chi viola queste regole e da queste regole viene esonerato proprio l'ordine degli umiliati. Infatti vi è scritto exceptis presbyteris ecclesiasticis et humiliatis. Le menzioni dell'ordine degli umiliati contenute in questi antichi documenti ci fanno capire che il monastero dietro di me probabilmente già esiste nella sua forma come lo vediamo adesso nel XIII secolo. Ma quando sarebbe stato costruito? Effettivamente una domanda interessante. Probabilmente guardando la struttura si ritiene che in origine possa essere stato una struttura militare di difesa, forse un antico torrione. Quindi gli umiliati si sarebbero insediati in questa struttura, l'avrebbero ampliata, ricostruita, trasformandola nell'edificio che vediamo oggi.
E la cosa interessante da notare è che all'inizio non è stato subito occupato da frati umiliati. Molto probabilmente vi era infatti un insediamento di frati benedettini. In ogni caso, per gli umiliati, il terreno dove sorge questo monastero si trova in una posizione strategica. Infatti, anni fa, molti anni fa, questo terreno era stretto tra due fiumi. Da una parte il Gua, che prima della deviazione del 1904 scorreva proprio lungo la strada di Via Dante, e dall'altra parte il Fratta. Il Fratta che un tempo si trovava molto più vicino rispetto alla posizione in cui è ora, poi ha cambiato il suo corso per ragioni naturali nel corso dei secoli. Perché è una posizione strategica? Perché ben presto l'ordine degli umiliati si distingue nella produzione tessile, in particolare di panni di lana, e infatti l'ordine viene definito ordine anche di frati lanaioli oppure berretani. Nel XIII secolo, in questo monastero, è attestata la presenza di 6 frati umiliati e 12 suore umiliate, e la lana veniva lavorata proprio nella corte in cui mi trovo ora, attraverso una rigida suddivisione del lavoro. L'acqua dei fiumi veniva incanalata proprio in questa corte. I frati reperivano la materia prima, quindi la mettevano in appositi cestelli e si occupavano prima di tutto della lavatura e della cardatura della lana nell'acqua corrente del fiume. Dopo questa prima fase interveniva il lavoro delle monache, che si occupavano concretamente della rifinitura e della tessitura dei panni. E infine, dopo la rifinitura e la tessitura, tornavano nuovamente i frati che si occupavano della cimatura, tintura e garzatura della stessa lana. Tutto questo lavoro veniva svolto proprio attraverso delle macchine, che erano i folli e le gualchiere, che si trovavano proprio all'interno di questa corte e venivano fatte funzionare attraverso le acque dei fiumi che venivano incanalate all'interno di questa corte. Adesso seguitemi perché scopriremo insieme alcune parti superstiti di questo antico convento. La porticina murata che qui vedete, e di cui si sono conservati i tratti, corrispondeva all'antico ingresso del campanile dell'insediamento dei frati benedettini, perché come dicevo prima, in questa struttura un tempo vi erano dei frati benedettini, poi è stata occupata dagli umiliati. E l'unica traccia che ne resta è proprio questa porticina che portava al campanile, che poi è andato perduto nel corso dei secoli e di cui rimane proprio l'ingresso. Un'altra parte superstite di questo monastero sono le 2 arcate che vedete qui dietro di me. Questi 2 archi facevano parte dell'antico chiostro del monastero, che probabilmente una volta era molto più esteso di come lo vediamo adesso. Infatti il chiostro si estendeva anche lungo tutte queste mura che potete vedere qui intorno. E dovete pensare che questi archi una volta erano anche aperti all'interno. Recentemente sono stati murati con delle finestre, ma una volta erano aperti e dentro vi erano delle arcate che poi vedremo. La parte meglio conservata di questo monastero è la facciata dell'antico oratorio. L'oratorio è dedicato a San Giovanni, non si sa per certo se sia dedicato a San Giovanni quale evangelista o al Giovanni Oldrado da Meda, fondatore dell'Ordine degli Umiliati. Questa facciata riprende dei motivi architettonici tipici delle chiese degli Umiliati nel nord Italia. Se ad esempio andate a vedere l'abbazia di Viboldone in Lombardia, la chiesa sconsacrata di Santa Maria della Giara in Verona, oppure la chiesa di San Giovanni degli Umiliati in Como, vedrete che i motivi architettonici sono identici. Possiamo vedere una porta centrale, 2 grandi finestre laterali, un'edicola a forma ovale sopra la porta e un rosone sopra la stessa porta d'ingresso. E questi particolari motivi architettonici che potrete vedere nel frontone della parete dell'oratorio. Questi sono i 2 antichi ingressi del monastero degli Umiliati.
La cosa interessante è che l'oratorio che abbiamo visto prima, per molto tempo, è stato addirittura aperto al pubblico, mentre ovviamente gli ingressi che sono qui, dietro a me, erano riservati ai soli frati. La porticina che si trova alla mia destra, in particolare, è molto piccola, e questo dà l'idea di come gli umiliati dovessero essere piccoli dal punto di vista della costituzione fisica. E pensate soprattutto che questa porticina un tempo era addirittura molto più piccola, è stata infatti poi ampliata. Sopra l'arco che vedete alla mia sinistra si può inoltre vedere il simbolo del Signum Christi. Siamo adesso proprio all'interno dell'antico oratorio di San Giovanni. Questo era il luogo dove i frati umiliati, dopo la prima sveglia della mezzanotte, venivano qui, al lume di candela, a fare le preghiere mattutine e a confessare eventuali difetti e peccati presso il proprio superiore. Di questa chiesa si conservano alcune tracce architettoniche. In particolare si può vedere l'arco dell'antico abside, che adesso è murato, e dove all'interno c'era anche un altare che qualche anno fa è stato portato in qualche chiesa di montagna della Lessinia. La cosa interessante da notare è che dopo la soppressione dell'ordine degli umiliati, questo oratorio per molto tempo è stato aperto al pubblico e risultava essere una chiesa effettivamente consacrata. È stata sconsacrata peraltro in anni recenti, intorno alla Prima Guerra Mondiale, tant'è vero che in quegli anni l'oratorio è stato adibito anche a ricovero e stalla per i cavalli. Ci sono stati anche dei progetti nel corso degli anni volti a riconsacrare questa chiesa. Questa stanza è l'antico refettorio dove si trovavano i frati umiliati per consumare la colazione, il pranzo e la cena. Adesso voi vi dovete immaginare come poteva essere la vita quotidiana di questi frati secondo la regola adottata da Papa Innocenzo III. Sappiamo che il sonno di questi frati durava 6 ore e che questi si svegliavano intorno alla mezzanotte. Dopo la sveglia a mezzanotte i frati andavano a pregare nell'oratorio di San Giovanni che abbiamo visto. Pregavano al lume di candela alla notte e dopo la prima preghiera, che consisteva in 5 Padre Nostro, i frati potevano decidere se proseguire il riposo fino alla mattina o confessare al proprio superiore eventuali difetti o peccati e ricevere così l'assoluzione. Quando arrivavano le ore mattutine, i frati e le suore si recavano nel cortile ad effettuare le operazioni di lavorazione della lana, la tessitura dei panni, la cardatura, la ganzatura, la cimatura, la tintura. La giornata lavorativa dei frati era scandita ovviamente da preghiere che si tenevano durante l'ora sesta, di solito tra le 10 e le 11 di mattina, e all'ora nona del pomeriggio, cioè intorno alle 2 e alle 3 del pomeriggio. I frati così venivano a pranzare e anche a cenare esattamente in questo refettorio. La cena avveniva alle 4 del pomeriggio, dopodiché i frati si ritiravano per il riposo in attesa di risvegliarsi a mezzanotte e ricominciare così la giornata lavorativa. In questa stanza sono presenti alcuni interessanti affreschi. In particolare vi è un ciclo di affreschi che rappresenta la Madonna con il bambino, nell'atto di tenere in mano un edificio che rappresenta proprio l'oratorio di San Giovanni degli Umiliati. Non si sa chi abbia realizzato questi affreschi, ma sotto l'affresco è leggibile la data in cui sono stati restaurati, ossia un restauratore anonimo del 1754. Merita una citazione adesso la vicenda della fine dell'Ordine degli Umiliati. È una storia che merita di essere raccontata perché è rocambolesca e ha anche degli aspetti divertenti. Siamo negli anni 60 del 1500. Al soglio pontificio siede il Papa Pio V, che comincia ad accorgersi di una cosa. L'Ordine degli Umiliati, grazie alle attività di produzione e di commercio della lana, è diventato veramente ricchissimo. Basti pensare che solo questo monastero di Colonia Veneta, nel 1485, risulta proprietario di ben 139 contrade nell'area di Baldaria. Il Papa decide che tutto questo non va bene, non sta bene che un ordine monastico abbia così tante ricchezze. E allora un giorno del 1567 convoca presso il suo studio l'arcivescovo di Milano Carlo Borromeo, che poi verrà fatto santo, e gli chiede di fare un po' di pulizia, perché così non va più bene.
Borromeo obbedisce e un bel giorno del 1567, a Cremona, convoca tutto il capitolo generale dell'Ordine degli Umiliati, che comprende tutti i superiori delle varie case umiliate, che si chiamano prevosti. Borromeo dice a questa folla, testualmente: «Signori, da questo momento la pacchia è finita, la festa è finita, preparatevi a perdere tutte le vostre terre perché vi verranno confiscate». Gli umiliati a sentire queste parole la prendono molto bene, infatti 4 di loro decidono di congiurare per eliminare San Carlo Borromeo a colpi di archibugio. Decidono di partecipare a questa congiura 4 frati, e uno di questi è un personaggio un po' enigmatico e sfuggente che si chiama Fra Girolamo Donato, detto il Farina. Perché ho citato il Farina? Perché secondo Giulio Cardo, uno storico di Colonia Veneta vissuto nell'Ottocento, questo frate veniva proprio dal monastero di Colonia. I 4 allora si siedono ad un tavolo e decidono di eliminare l'arcivescovo. C'è però un problema. L'Ordine degli Umiliati, infatti, è ricchissimo, ma in quel momento non ha disponibilità immediate di denaro, né per comprare gli archibugi, che servono all'azione, né per coprire l'eventuale fuga del Farina. Allora i 4 si mettono lì a ragionare e a pensare e pensano a come rubare questi soldi. Vengono fuori sul tavolo 3 ipotesi. Prima di tutto si pensa di andare da un arcivescovo, Monsignor Toso, a chiedergli in prestito 40 scudi per comprare i fucili. Il Toso però è un po' sospettoso e la verità viene fuori. Il Monsignor, saputo lo scopo di questi frati, minaccia di denunciarli. L'ipotesi viene scartata. La seconda ipotesi prevede di andare nella casa del priore di Brera, che in casa sua custodisce ben 4.000 scudi, calandosi nel cammino attraverso un lenzuolo. Ma anche questa ipotesi svanisce ben presto perché i 4, arrivati sul tetto della casa, non riescono a mettersi d'accordo su chi deve calarsi dentro. Viene allora fuori una terza ipotesi, quella di rubare dei preziosi candelabri e paramenti in argento dalla chiesa di Brera. Ma stavolta è lo stesso Farina che si oppone all'idea perché dice: tutto va bene, ma io non vado a rubare dei paramenti sacri. Poi si scoprirà che li ruberà lui per suo conto. Alla fine comunque i 4 decidono di ritirare fuori l'ipotesi del priore di Brera, vanno a casa sua, bussano alla sua porta, lo imbavagliano e rubano tutti i scudi presenti in casa sua. Con questi soldi Farina riesce a comprare gli archibugi e quindi pianifica l'attentato all'arcivescovo San Carlo Borromeo. Siamo nel 1569. San Carlo Borromeo è dentro la chiesa di San Barnaba a Milano a pregare inginocchiato. Ad un certo punto la porta d'ingresso della chiesa scricchiola e compare la canna di un archibugio. Il Farina fa fuoco con l'archibugio, colpisce San Carlo Borromeo alla schiena, ma quest'ultimo rimane miracolosamente illeso. Non si sa come, sicuramente sarà un miracolo. Ma ormai la sorte dell'Ordine degli Umiliati è segnata. I 4 congiurati vengono tutti messi sotto processo, torturati e condannati a morte, e il Papa Pio V, l'8 febbraio del 1570, scioglie con una propria bolla l'Ordine degli Umiliati. Quantomeno il ramo maschile dell'Ordine, perché il ramo femminile continuerà ad esistere fino alle soppressioni napoleoniche d'inizio Ottocento.